Giornata del campionato di eccellenza, diamo subito lettura delle formazioni. La Liventina si presenta col numero 1 Lovello, col 2 Barro, col 3 Molin, col 4 Salamon, col 5 Kostadinovic, con il 6 Granzotto, col 7 Fuxa, con l'8 Acafu, col 9 Pontarelli, con il 10 Serafine e con l'11 Tagliapietra. A disposizione di mister Giuseppe Ton, col 12 Colesso, col 13 Fin, col 14 Cotali, col 15 Acqua, con il 16 Serafin, col 17 Tesolat, col 18 Costa, col 19 Toffoli e col 20 Spadera. Arbitro dell'incontro il signor Pietro Prentegani della sezione di Verona, coadiuvato dal primo assistente il signor Matteo Sadicai di Mestre, secondo assistente il signor Tommaso Fregonese della sezione di San Donà di Piave. E ora la volta del Portogruaro Calcio con il numero 1 Andrea Bavena, con il numero 2 Matteo Sangoletti, con il numero 3 Francesco Dolorico, con il numero 4 Andrea Pisani, con il numero 5 Marco Bertoia, con il numero 6 Andrea Zamuner, con il numero 7 Andrea Zanin, con il numero 8 il nostro capitano Stefano Fabret, con il numero 9 Dennis Maccanna, con il numero 10 Alessio Sestu, con il numero 11 Davide Costa, allenatore mister Renzo Miolli. A disposizione con il 12 Andrea Mason, col 13 Marco Lumiz, col 14 Alessio Bertaso, col 15 Enrico Bulgotto, col 16 Nicolo Doria, col 17 Marco Dassier, con il 18 Ettio Movia, col 19 Maischer Silva Pedroso e con il numero 20 Alberto Ferrarese. Appassionati di calcio, buona domenica e buon pomeriggio dallo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro. Tra qualche minuto calcio d'inizio di Portogruaro Liventina, valido per la quinta giornata del campionato regionale di eccellenza Girone B, un campionato anomalo nella sua struttura, ridotto nel numero di squadre partecipanti e con un obiettivo molto importante. La prima classificata al termine di un girone di sola andata accederà direttamente al campionato nazionale dilettanti, quarta serie nazionale. Buona domenica a tutti, Fabio Trevisi al microfono, un saluto e un grazie e l'augurio di un buon lavoro all'amico Andrea Ruzza che curerà la parte tecnica e le riprese. Un saluto anche a Luca Traverso, responsabile comunicazione del Portogruaro, e a voi tutti che ci state seguendo tramite i canali telematici per questa quinta giornata del Portogruaro che incontra la Liventina, quindi un derby dei fiumi tra Lemene e Livenza. Vedremo chi avrà la meglio. Le due squadre sono arrivate oggi all'appuntamento di oggi pomeriggio con lo stesso punteggio in classifica, 6 punti ottenuti con 2 vittorie e altrettante sconfitte. Il Portogruaro la settimana scorsa è riuscito a vincere di misura e quindi a ritrovare successo e morale 1-0 di misura sul campo dello Spinea. La Liventina invece al contrario ha perso per 2-1, una sconfitta di misura contro la Pro Gorizia, e quindi entrambe le squadre, oltre alla precedente vittoria, sono nel gruppo di centro classifica a 6 punti. Visto che abbiamo qualche minuto di tempo possiamo anche dare un'occhiata subito alla classifica di questo girone. È un girone, come vi dicevo, composto da 9 squadre, 7 venete e 2 friulane. Al momento guida il San Donà con 8 punti, seguono a 7 la Pro Gorizia, il Calvino Ale e il Real Martellago. Liventina, Giorgione e Portogruaro 6 punti, Spinea 5, San Luigi 2, chiude la Robeganese Fulgor Salzano a 1 punto. Avete sentito in sottofondo nei primi minuti di trasmissione le formazioni, sono state elencate da Luca Traverso, dallo speaker ufficiale dello stadio Pier Giovanni Mecchia. Visto che le squadre devono ancora fare il loro ingresso in campo, ne approfittiamo per ricordarle.
Non prima di aver detto che la partita sarà diretta dal signor Piero Brentegani della sezione di Verona. Gli assistenti arrivano da Mestre il signor Matteo Sadicai, primo assistente, e da San Donà di Piave il signor Tommaso Fregonese. Diamo un'occhiata quindi alle formazioni, come vi avevo annunciato. Da Liventina si schiera con Lorello, in sottofondo l'inno del Portogruaro, padroni di casa, e le squadre che fanno in questo momento il loro ingresso in campo. Rapidamente le formazioni, quindi dicevamo Liventina, Lorello tra i pali, Barro, Kostadinovic, Granzotto e Molin nel pacchetto arretrato, Fuchsa, Cafu, Salomon e Serafin a centrocampo. Le punte sono Pontarelli e Tagliapietra. Il Portogruaro Bavena tra i pali, Dodorico, Pisani, Zamunere e Sandoletti in ambito arretrato. A centrocampo Costa, Bertoia, Favrette e Zanin. Le due punte Maccan e Sestu. Ecco le squadre che fanno il loro cerimoniale di ingresso e di saluto. I due capitani si salutano. C'è Stefano Favrette, numero 8, classe 81, capitano Granata. E tra qualche istante potremo anche vedere a chi il sorteggio ha assegnato il calcio d'inizio. Calcio d'inizio dunque per il Portogruaro. Vediamo sul centro di centrocampo Denis Maccan, pronto al fischio d'inizio della gara per il primo tocco. Partiti. Palla manovrata dal Portogruaro, il lancio da parte di Pisani, prova a scavalcare la difesa avversaria. Azione manovrata da parte dei padroni di casa, palla che torna tra i piedi di Bavena, esce dall'area per cercare un servizio forse in profondità. Vediamo il destro dell'estremo difensore del Portogruaro, la palla però è troppo lunga, cercava di servire Zanin, ma come avete potuto notare la palla è andata al di fuori della linea di gioco, quindi ci sarà una rimessa laterale da parte della Liventina, battuta non proprio delle migliori. Il lancio in profondità da parte di Fuchsa, la palla nuovamente nel possesso del Portogruaro, il rilancio, il campanile da parte di Bavena, il colpo di testa da parte di Maccan ci è sembrato, fischio dell'arbitro, il signor Bertegani ha individuato una posizione di fuorigioco e quindi ci sarà la Liventina che riprenderà il gioco con un calcio di punizione. Molto probabilmente sarà Lorello a battere la ripresa del gioco, così è, infatti scambia con un compagno e riprende il pallone. Costruzione dal basso da parte dell'estremo difensore molto esperto della Liventina, anche lui prova il lancio sulla destra, il servizio è per Tagliapietra, anche in questo caso la palla termina a lato, troppo difficile per Tagliapietra agguantare la palla e quindi proporsi per un'azione d'attacco. Rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Costruzione dal basso da parte del Portogruaro. Ci spostiamo sulla destra. Ecco Costa che cerca di agguantare il pallone. Contrasto con un avversario. Si trattava in particolare di Molin. Non è stata ravvisata nessun tipo di irregolarità e quindi, se non andiamo errati, ci sarà una rimessa laterale da parte della Liventina che con Molin cerca di servire un compagno. Contrasto da parte del Portogruaro, calcio di punizione, c'è stato un fallo, forse un contrasto ai danni di Favrette. Il signor Brentegani ha deciso per la punizione e quindi tra qualche istante Pisani proverà con il destro a servire i propri compagni. Gara per il momento equilibrata, vi lasciamo in sovraimpressione il punteggio e soprattutto il cronometro. Gioco che è ripartito, palla in area, Costa prova la girata di sinistro, ribattuto da un avversario. Liventina che si presenta in avanti con Fuchsa,
palla indietro, il controllo agile per Kostadinovic. Granzotto sulla sinistra per Molin, affrontato da Costa, contrasto, ancora Costa che cerca di servire un compagno, trova Denis McCann da questi per Bertoia. Sulla sinistra c'è spazio per il Portogruaro, ma Barro riesce ad anticipare l'attaccante del Portogruaro, un rimpallo, rimessa laterale, la palla sarà nelle disponibilità della Liventina. C'è stato un rimpallo che ha favorito gli ospiti e gioco che riprende. Kostadinovic, il lancio all'interno, cerca di servire un compagno, si trattava di Tagliapietra. Sestu, ottimo l'aggancio, prova McCann il servizio, l'assist sulla destra e per lo stesso Sestu, 1 contro 1, il cross a rientrare, il colpo di testa tentato da Costa, la palla viene ribattuta, c'è Akafu che allontana per un attimo Favret sulla destra, contrastato a questo momento da 2 avversari, c'è Akafu che si pone davanti alla traiettoria, quindi ci sarà rimessa laterale per il Portogruaro. Sul punto di battuta Sandoletti, Favret ostacolato, nulla di irregolare per l'arbitro, palla quindi per la Liventina. Pontarelli, ancora Akafu, il contrasto con Sandoletti, ancora Akafu, cerca un compagno, la palla invece viene conquistata dal Portogruaro che con Sestu cerca di liberarsi di un avversario, 2 contro l'ex Siena, ma riesce comunque Sestu a servire Costa sulla destra, all'interno dell'area di rigore è mancato per qualche centimetro l'assist per lo stesso Sestu. Buona l'idea del Portogruaro, non fortunata la conclusione che quindi permette alla Liventina di respirare e di proporsi in rimessa sulla fascia di destra. Fuxa prova a spingersi sulla destra, entra in area di rigore, ostacolato, la conclusione è ribattuta dalla difesa del Portogruaro, non ci sono tocchi irregolari e quindi ancora palla contrastata tra le due squadre. Il signor Brentegani però interviene, chiede la calma ai giocatori, c'è Bavena a colloquio con il direttore di gara, molto probabilmente nell'assist all'interno dell'area di rigore da parte della Liventina l'estremo difensore Granata ha rilevato qualche tocco di troppo, qualche confidenza di troppo. Il calcio di punizione a favore della difesa Granata e l'estremo che con il destro riporta la palla oltre la propria metà campo. Zanin prova ad ostacolare un giocatore della Liventina, l'ostacolo è irregolare, ma c'è ancora qualche irregolarità da parte dei giocatori in campo. Vediamo il signor Brentegani che chiede la calma, 2 parole con Denis McCann e il gioco può riprendere. Molin sulla sinistra, ostacolato da Costa, il rimpallo, palla in fallo laterale, sarà lo stesso Molin a battere, cerca il piazzamento di un compagno al quale offrire la palla, il colpo di petto, c'è Akafu in area, prova a servire un compagno, Costa riesce ad uscire con la palla tra i piedi e a servire Sestu, scusate McCann, troppo lungo il servizio e quindi palla per la Liventina. Kostadinovic sulla destra, il servizio per un compagno era per Barro, palla che torna indietro, Lorello, le squadre si stanno studiando, non ci sono ancora state delle conclusioni in porta, soltanto quell'ingresso in area di rigore sul lato destro del proprio fronte d'attacco per la Liventina, ma niente di particolare, nessuna conclusione ancora nello specchio della porta né da una parte né dall'altra. Manovra a centrocampo, Portogruaro riesce a riconquistare il pallone, ci sembra con Favret, si sta spostando sulla destra, il servizio è per Costa al limite dell'area, il cross per Costa, la ribattuta da parte di un difensore della Liventina, il servizio errato da parte, ci è parso, di Sandoletti e la palla è terminata in fallo laterale, però c'è un giocatore della Liventina a terra, probabilmente uno scontro più duro del solito, ci sembra di aver visto Salomon che ha avuto la peggio
e l'arbitro infatti chiama lo staff medico degli ospiti per verificare le condizioni del proprio giocatore. C'è stato un contrasto, l'arbitro non ha ritenuto opportuno intervenire e quindi lo scontro che si è verificato ha avuto la peggio il giocatore della Liventina, che al momento è a terra. Non ci sembra niente di grave, però insomma vediamo allo stesso tempo il giocatore un po' indolenzito, si avvicina anche un po' preoccupato Giuseppe Ton, l'allenatore della Liventina, per sincerarsi delle condizioni del suo giocatore. Eccolo, lo vediamo claudicante, accompagnato dalla coppia dei fisioterapisti, dei massaggiatori della società ospite. Ecco, il giocatore ha guadagnato la panchina, vedremo quali saranno gli sviluppi, se riuscirà a riprendere il gioco. Si sta già scaldando Diego Spadera, però probabilmente il colpo è stato più duro del previsto. Vediamo infatti che si accascia a terra il giocatore della Liventina. Salomon ha subito un colpo all'altezza del ginocchio sinistro. Ci sono due giocatori della Liventina che si stanno scaldando, vedremo nei prossimi minuti quali saranno le condizioni del giocatore ospite, se riuscirà a rientrare sul terreno di gioco o meno. Il gioco è ripartito, nel frattempo siamo giunti al 9° minuto di gioco. Bavena quasi sulla tre quarti, il lancio sulla sinistra per cercare un compagno, il contrasto, palla in aria, la conclusione da parte di Dennis McCann, reclama una deviazione. Secondo il direttore di gara questa deviazione non c'è stata e quindi ci sarà una rimessa dal fondo da parte della Liventina, che al momento sta giocando in 10, visto appunto, come abbiamo detto qualche minuto fa, l'infortunio di Salomon per un contrasto molto ruvido. Liventina sul fronte di sinistra, c'è Tagliapietra che cerca di avanzare, la palla è indietro per Molin, da questi a Capitan Granzotto, a Cafu, il dialogo con Molin. Abbastanza ariosa la manovra del Liventina, ora c'è Kostadinov, prova sulla destra il servizio per un avanti della sua squadra. Barro, da questi a Fuxa, il lancio dal lato opposto per Molin, affrontato da due giocatori del Portogruaro, riesce comunque a liberarsi e a scambiare con un compagno prima di ricevere la palla. Sandoletti riesce in qualche maniera per poco a recuperare il pallone, il contrasto con un giocatore della Liventina, ci pare a Cafu, il rimpallo favorisce il difensore del Portogruaro, che in effetti ha la palla in mano e potrà riprendere il gioco con una rimessa laterale. McCann prova il doppio palleggio, il campanile, la palla però termina tra i piedi del Liventina. Qualche problema per i padroni di casa per liberarsi e per poter disimpegnare Sestu, da questi e per Capitan Favret, indietro a cercare manovra Sandoletti, tutto spostato sulla destra, ostacolato leggermente da Cafu, cerca un compagno, trova Bertoia e Portogruaro che cerca con diligenza di portarsi in avanti. Vediamo il lancio in profondità da parte di Pisani. Il servizio era tentato per Davide Costa, la palla invece è stata catturata da Kostadinov, che è riuscito a servire il suo capitano Granzotto. Sulla destra la Liventina cerca di portarsi in avanti con equilibrio senza strafare, due tocchi di solito per gli ospiti e pallone di nuovo sulla sinistra, manca il contatto con il pallone Molin ed infatti ecco, come avevamo individuato in precedenza, come sentite in sottofondo, Salomon purtroppo si è infortunato ed entra Cotali quando siamo al 12° minuto di gioco. Segniamo nel taccuino questa nostra prima sostituzione da parte della Liventina, scusate, quindi Cotali per Salomon, che evidentemente ha avuto la peggio e non è in grado di riprendere. Lo vediamo di fronte alla nostra postazione con una fasciatura molto vistosa al di sopra del ginocchio sinistro, viene accompagnato a braccio dallo staff sanitario e pertanto Cotali, scusate, primo cambio dovuto e forzato per il signor Giuseppe Ton e Liventina che torna di nuovo in parità numerica con la palla tra i piedi del portiere Lorello. Capitano Granzotto sulla destra per Kostadinovic,
cerca un compagno, si avvicina alla linea centrale del campo, sulla destra per Barro, da questi di nuovo a Kostadinovic, servizio all'interno del cerchio centrale del campo per Capitan Granzotto, non è ostacolato da giocatori del Portogruaro, quindi la manovra prosegue per righe orizzontali da parte del Liventina. Il lancio sulla destra, Barro tentava di servire un avanti, così non è stato e quindi l'azione d'attacco sfuma per la Liventina e Bavena può dunque invitare i propri compagni ad avanzare, afferra il pallone e molto probabilmente si accingerà al rinvio che eseguirà come al solito di destra sul semicerchio dell'area di rigore. Il servizio è sulla sinistra, alto a tentare la sponda da parte di Dennis McCann. C'è Barro che invece riesce ad agguantare il pallone, a servire indietro il proprio portiere Lorello. Palla di nuovo per il Portogruaro, prova McCann il servizio sulla sinistra, vediamo se ce la fa. Niente, troppo lungo il pallone per il proprio compagno di squadra. Interessante l'idea della punta del Portogruaro, traiettoria però troppo lunga e quindi palla che è terminata a fondo campo. Quando siamo giunti al 14° minuto di gioco, Portogruaro e Liventina 0-0 in questa quinta giornata del campionato regionale di eccellenza Girone B, mini campionato, 9 squadre, 7 venete, 2 friulane. Ecco, c'è stato un attimo di incertezza, c'è un giocatore del Portogruaro, ci sembra Costa, piegato sulle ginocchia, e anche Sestu. Vediamo cosa è successo. È Sestu che ha un malanno, non sappiamo se qualche problema allo stomaco oppure qualche colpo, probabilmente un colpo alla gamba destra. Rassicurazioni dell'ex Serie a mister Miolli, anche se in realtà abbiamo visto che ha chiesto a Michael Pedroso di accelerare le fasi di riscaldamento. Probabilmente a breve vedremo anche la prima sostituzione per i padroni di casa. Gioco che riprende con Cotali, lo chiameremo così, mi scuso se non è il nome corretto, la dizione è corretta. Il lancio del capitano Granzotto, il tentativo era per servire Pontarelli, buona l'idea, ha mancato l'aggancio la punta ospite e quindi la palla ha terminato la propria corsa all'esterno della linea di fondo campo e quindi rimessa da parte del portiere Andrea Bavena, pronto a rimettere in campo con il destro. Lancia che supera la metà campo, il contrasto, Bertoia, il dialogo di testa con Favret, fasi un po' confuse, prova Barro sulla destra e un involontario assist per il Portogruaro che cerca di portarsi in avanti. È sbagliato il servizio all'esterno dell'area di rigore, Cafu può recuperare il pallone, l'ostacolo è con Bertoia, viene giudicato falloso il contrasto di Bertoia e quindi cambio nel Portogruaro. Quando siamo arrivati al 16°, suo posto col numero 19, come avevamo individuato pochi istanti fa, anche il Portogruaro deve ricorrere ad un cambio. È entrato Pedroso al posto di Alessio Sestu. Quando siamo, ripeto, all'incirca al 16° minuto del primo tempo, scusate. Entrambe le squadre hanno quindi dovuto ricorrere già ad una sostituzione, entrambe per un guaio di natura fisica che ha fatto uscire prima Salomon per la Liventina e qualche istante fa Sestu per il Portogruaro. Liventina che riprende, supera la metà campo con Capitan Granzotto, cerca il servizio con un compagno, era Molin, il lancio all'interno dell'area di rigore troppo lungo per Fuxa, palla tranquillamente catturata da Bavena che tra qualche istante senza particolare fretta si accingerà alla ripresa del gioco. Il lancio sempre a scavalcare la metà campo, molto folta di entrambe le squadre, c'è molta densità a centrocampo, le squadre probabilmente si rispettano l'una con l'altra e quindi cercano di non offrire opportunità di dialoghi stretti e quindi di costruzioni che possono avvantaggiare l'una o l'altra squadra a seconda di chi ha la palla nel corso della partita. Kostadinovic sulla destra, la palla è stata deviata da Zanin in fallo laterale, sarà
lo stesso Barro a rimettere in gioco. Palla conquistata dal Portogruaro, il lancio a cercare Denis Makan però non è preciso e quindi di nuovo Kostadinovic per gli ospiti sulla destra per Barro. Prova la Liventina a farsi pericolosa, il servizio era per Tagliapietra, palla troppo lunga e quindi Portogruaro di nuovo con il possesso, prova a manovrare sulla destra con Sandoletti ostacolato da Cafu, il rimpallo, rimessa laterale a favore del Portogruaro, rimessa non effettuata precisamente e quindi Liventina che con Molin prova a farsi pericoloso, rimpallo su Davide Costa, la palla termina sul fallo laterale nei pressi della panchina di mister Renzo Miolli. Sarà Molin a rimettere in gioco, cerca un compagno, il colpo di petto, il servizio da parte di Pontarelli verso Acafu. Pedroso recupera il pallone, cerca di liberarsi da un avversario, ecco Costa sulla destra ostacolato da Molin, prova ad accentrarsi, Pedroso cerca l'ingresso in area di rigore, Pedroso vediamo se riesce a servire un compagno, cerca il cross, la deviazione da parte di un giocatore della Liventina e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo per il Portogruaro, battuto alla sinistra rispetto alla porta difesa da Lorello. Quando siamo arrivati quasi al 20° minuto di gioco c'è Stefano Favret che si avvicina al pallone, sarà lui probabilmente a battere il tiro dalla bandierina. Le due squadre si ostacolano come al solito all'interno dell'area di rigore, batterà di destro, ecco la parabola, il colpo di testa da parte di un difensore della Liventina, Kostadinovic ad uscire, Bertoia e quindi opportunità non concretizzata da parte del Portogruaro che tenta nuovamente manovrando di avvicinarsi all'area avversaria. Il servizio sulla destra, prova Costa l'assist per Makan, ostacolato da un giocatore della Liventina, è stato Molin ad agganciare la punta del Portogruaro, il signor Brentegani ha decretato il calcio di punizione, battuto da per Sandoletti, prova il cross a rientrare di destro, cercava il servizio per Zanin, la palla è scivolata dall'altra parte, quindi dall'altra fascia, dalla destra alla sinistra, niente da fare per il Portogruaro, è rimessa laterale a questo punto per gli ospiti. Sarà Barro probabilmente a rimettere in gioco la palla, così è Kostadinovic. Il servizio è per Lorello, proverà il portiere a cambiare fronte di gioco, da Lorello per Granzotto, di nuovo Kostadinovic sulla destra. La Liventina cerca il lancio in profondità, il rimpallo favorisce la difesa del Portogruaro, vediamo Sandoletti sulla destra affrontato con grinta da Acafu, lo scontro probabilmente era irregolare ma per il vantaggio l'arbitro ha lasciato proseguire. Pedroso sulla sinistra, buono il cambio di fronte per il Portogruaro, il cross all'interno dell'area, lì la deviazione, Favret, vediamo se tenta il sinistro, si sposta sulla sinistra, il rimpallo favorisce ancora il Portogruaro, sarà rimessa laterale per i padroni di casa. 22esimo, siamo praticamente alla metà della prima frazione di gioco qui al Pier Giovanni Mecchia, risultato ancora fermo sullo 0-0, nessuna azione per il momento pericolosa, nessun tiro nello specchio della porta né da una parte né dall'altra, formazioni che si studiano e si rispettano. Contropiede per la Liventina, c'è un'opportunità unica per gli ospiti, la conclusione, il tiro, la parata da parte di Bavena che riesce a coprire il primo palo e su un'azione dubbia probabilmente a giudizio della formazione locale per un presunto fuorigioco, l'arbitro ha lasciato correre, probabilmente ha ritenuto i giocatori della Liventina
tenuti in gioco dalla linea centrale del Portogruaro, e quindi c'è stata la prima vera occasione. Ci è sembrato Tagliapietra il giocatore che si è involato sulla destra e ha lasciato partire un tiro all'interno dell'area di rigore di destro interessante all'interno dello specchio della porta, ma non particolarmente pericoloso per Bavena, che si è accartocciato, scusate, sulla sua destra ed è riuscito tranquillamente a brancare il pallone e ad evitare ulteriori conseguenze per la sua squadra. Segniamo dunque questa che è veramente la prima vera occasione della partita per la Liventina. Verificheremo poi se si è trattato veramente di Tagliapietra o di un altro giocatore a scoccare il tiro, il primo vero tiro nello specchio della porta di questa partita. Nuovamente Liventina pericolosa. Pontarelli ha tentato di avvicinarsi, attenzione, e c'è un cartellino giallo che il signor Brentegani ha comminato a mister Miolli, probabilmente proteste eccessive per l'allenatore dei padroni di casa, e quindi cartellino giallo per Renzo Miolli al 24esimo minuto del primo tempo, primo provvedimento disciplinare da parte del signor Brentegani per il tecnico dei padroni di casa. Nel frattempo primo calcio d'angolo anche per la Liventina, battuto alla destra rispetto alla porta di Bavena, il colpo di testa a liberare da parte del Portogruaro. Costa aggancia il pallone, riesce a servire Pedroso, da questi di nuovo accosta il tentativo di assist per il numero 11 Granata, ma Lorello è uscito all'esterno della propria linea di porta ed è riuscito a respingere la minaccia. Ancora Pedroso cerca sulla destra di catturare il pallone, c'è stato un contrasto con un giocatore del Liventina, contrasto molto duro, vediamo, ci è parso Molin se non sbaglio, vedremo non appena si gira di riconoscerlo, accasciato a terra, non sembra grave come quanto il suo compagno di squadra, era proprio Jacopo Molin che è andato a contrasto con Pedroso, nessun provvedimento disciplinare, tant'è che la palla torna in gioco con una rimessa laterale da parte del Portogruaro. Ci spostiamo nella metà campo dei padroni di casa. Pisani, il lancio a scavalcare la metà campo, prova Sandoletti a rincorrere il pallone, troppo lungo, e quindi rimessa laterale in zona difensiva da parte della Liventina. Quindi primi 25 minuti di gioco, abbiamo visto una conclusione pericolosa da parte della Liventina con la parata di Bavena, un calcio d'angolo per parte, due sostituzioni, una per parte, entrambe causate da guai fisici per le squadre in campo, e un cartellino giallo che il signor Brentegani ha comminato al tecnico del Portogruaro, Renzo Miolli, che infatti adesso, dopo il provvedimento disciplinare, è sceso in panchina, prima era nettamente in area tecnica e sembra si sia leggermente calmato, probabilmente sente molto la tensione e l'importanza della posta in palio. È un campionato veramente unico, con gare di sola andata, ogni punto pesa veramente più del dovuto, ogni occasione può essere determinante per la classifica. Ripetiamo, sono gare di sola andata, 8 turni, siamo al quinto oggi, la prima classificata andrà direttamente in campionato nazionale dilettanti. Rimessa laterale in attacco, c'è stato un disimpegno errato da parte di Zamuner, se non sbaglio, anzi era Dodorico che ha tentato di rilanciare, la palla invece è terminata a lato, rimessa laterale per la Liventina, palla che termina a lato, rimessa, ultimo tocco da parte degli ospiti, quindi rimessa da fondo campo. È lo stesso Bavena che si occupa di recuperare uno dei due palloni con i quali riprendere il gioco. Prendiamo qualche istante prima che il gioco riprenda per vedere quali sono le partite in programma oggi. Abbiamo detto è la quinta giornata del campionato. Calvino Ale San Luigi
Portogruaro Liventina la stiamo seguendo, Real Martellago Giorgione, Robeganese Fulgor Salzano, Spinea e Sandonà Progorizia. Al momento, dagli aggiornamenti di cui disponiamo, il Calvino Ale in vantaggio per 1-0 sul San Luigi, il Giorgione è in vantaggio per 1-0 scusate, nel campo della Real Martellago, e sempre successo temporaneo in trasferta 1-0 dello Spinea sul campo della Robeganese Fulgor Salzano, la capolista Sandonà 1-0 avanti rispetto alla Progorizia, quindi Sandonà che sta in qualche modo confermando e consolidando la sua posizione di capoclassifica. Bavena pronto a rimettere in gioco la palla, il destro e il campanile sopra il cerchio di centrocampo, palla sulla destra, Pedroso prova a allontanare il pallone e a autolanciarsi, Sandoletti prova il cross all'interno dell'area di rigore, è stato Kostadinovic a respingere di testa e quindi rimessa laterale per il Portogruaro, che probabilmente con l'ingresso in campo di Pedroso si è reso più pericoloso, perlomeno più imprevedibile, soprattutto sul fronte destro della propria zona d'attacco. Sandoletti trova proprio Pedroso sul pallone, prova il cross all'interno dell'area di rigore, Costa il tiro, la palla viene deviata, deviazione determinante da parte di Cotali, se non sbaglio, il numero 14 della Liventina, e quindi la conclusione di destro dell'attaccante del Portogruaro è stata deviata al di là della linea, e quindi ci sarà un altro calcio d'angolo per il Portogruaro, questa volta alla destra rispetto alla porta difesa da Lorello e gli ospiti della Liventina. Il pallone arriverà a rientrare, buona la parabola, Sandoletti, la conclusione di destro dall'esterno dell'area di rigore, buona l'intenzione, non altrettanto la mira e la precisione, e quindi palla che termina ampiamente a lato rispetto al lato sinistro della porta di Lorello, e quindi Liventina che riprenderà il gioco con una rimessa da fondo campo. È andato a recuperare la palla lo stesso Lorello e ha servito Granzotto, il capitano esce dalla propria area, serve Cotali, ostacolato da Pedroso in maniera irregolare, quindi c'è il calcio di punizione fischiato per gli ospiti della Liventina. Granzotto, Kostadinovic sulla destra, supera la metà campo e lui regista arretrato della formazione, almeno da quello che stiamo vedendo in questi minuti. Fuchsa sulla destra, contrasto, ultimo tocco è della Liventina e quindi rimessa laterale da parte del Portogruaro. Sarà Dodorico ad occuparsi del rimessa in gioco. Da poco superata la mezz'ora, quindi un terzo di gara è andato, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Portogruaro e Liventina. Quinta giornata di andata, anzi non c'è andata, scusate, quinta giornata in assoluto di questo girone. Alla conclusione mancheranno ancora 3 turni senza sosta. La settimana prossima il Portogruaro sarà di scena a Gorizia contro la Progorizia. Ritorniamo però in diretta perché c'è un'azione potenzialmente pericolosa, ma c'è stato un fallo in attacco da parte della Liventina, mi è parso ai danni di Bertoia, e quindi calcio di punizione già battuto con Pedroso che cattura il pallone, ostacolato da Fuchsa, molto bravo, molto grintoso il numero 8 della formazione di Ton, e su ogni pallone con grinta, con capacità. In questo caso il contrasto favorisce gli ospiti. Cotali, Kostadinovic cerca di catturare il pallone, perde qualche metro, ma la palla è di nuovo in suo possesso. Granzotto, da questi a Hfu, scusate, Granzotto, Lorello, studia il piazzamento dei compagni, serve sulla destra Kostadinovic, Hfu sbaglia il passaggio, ne approfitta Costa per involarsi sulla destra, prova Costa ad entrare, il cross
e facile preda di Lorello. Era buona l'intenzione in questo caso, buona anche la precisione all'interno dell'area di rigore, ma troppo ben piazzato il portiere ospite per creare problemi alla difesa della propria squadra. Quindi conclusione smorzata e palla dall'altra parte dal collega di ruolo di Lorello. Ci sarà Bavena che riprenderà il gioco, rimessa da fondo campo. Vediamo Miolli che sta cercando di dare qualche indicazione ai propri compagni, mi pare si sia rivolto a Costa, chiedendogli probabilmente di accentrarsi, giusto per permettere a Pedrosa. Ecco, Pedrosa in questo momento si è spostato sul lato sinistro della zona d'attacco. Ecco, abbiamo sentito nitidamente il mister Miolli chiedere alla squadra di sistemarsi in campo con un 4-2-3-1. Molin, il servizio è per Pontarelli, di nuovo Molin, prova a liberarsi, Sandoletti lo ostacola, il rimpallo favorisce la Liventina e quindi ci sarà una rimessa laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo alla destra rispetto a Bavena, sul fronte sinistro del zona d'attacco della Liventina. Molin rimetterà lui, vediamo se cercherà un compagno vicino o tenterà il lancio lungo. Pontarelli, la palla è recuperata invece dal Portogruaro, si avvicina direttamente Favrette, crediamo c'è un'azione fallosa da parte di Cotali, calcio di punizione, scusatemi, era Maccan che era rientrato a dare manforte al reparto difensivo della propria squadra, ostacolato irregolarmente da un giocatore della Liventina, quindi calcio di punizione per il Portogruaro. Lancio lungo dalla destra, Cotali respinge Favret, Dodorico prova il servizio, trova Pedroso, ostacolato da un giocatore, nulla di irregolare per il signor Brentegani di Verona che sta dirigendo l'incontro. Sino ad ora un cartellino giallo, non in campo ma a mister Renzo Miolli per proteste eccessive. Partita che ha qualche contrasto duro, ne hanno fatto le spese Sestu e Salomon, uno per parte, sono usciti per guai fisici, ma tutto sommato corretta e quindi anche abbastanza piacevole da vedere. Probabilmente le squadre sono molto attente, non vogliono lasciare facili opportunità l'una all'altra e questo ovviamente si traduce in poche occasioni da rete e ampie fasi di studio da una parte e dall'altra. Bavena il lancio, prova a servire Maccan all'interno dell'area di rigore, Pedroso atterrato in maniera irregolare da parte di Serafin. Ci sarà calcio di punizione per il Portogruaro, alla peggio proprio il giocatore con la maglia numero 10 della Liventina, che non soltanto ha ostacolato in maniera irregolare il suo avversario ma ha anche avuto la peggio nel contrasto, probabilmente ha messo male il piede quando è caduto. Vediamo che riesce a guadagnare la posizione eretta, niente di grave per fortuna, lo ha aiutato a rialzarsi a Cafu e quindi calcio di punizione all'incirca sui 20 metri, 20-25 metri alla sinistra della zona d'attacco del Portogruaro. Molto probabilmente ci sarà un cross in area, vediamo il signor Brentegani che fischia la ripresa del gioco. Dodorico, l'assist di testa, la palla catturata per un attimo da Pedroso, di nuovo Portogruaro in avanti con Favret, prova a rendersi pericoloso, ostacolato, palla conquistata dalla Liventina ma rimessa laterale che mi pare sia del Portogruaro. Diamo un'occhiata a cosa... No, scusate, l'ultimo tocco probabilmente è stato di un giocatore... Ah, ecco, infatti. Qualche incertezza nell'assegnazione della rimessa laterale, rimessa che comunque è della Liventina, ma posizione che è stata fatta arretrare dal direttore di gara. Barro con le mani, la palla è riconquistata dal Portogruaro, Pedroso ostacolato addirittura da 3 giocatori quasi
Costa cerca di conquistare il pallone, viene ostacolato in maniera pesantemente irregolare da un avversario e quindi nuovamente calcio di punizione a pochi passi rispetto al limite dell'area di rigore, alla destra rispetto alla visuale del portiere Lorello, sulla porzione sinistra del fronte d'attacco, centro-sinistra del fronte d'attacco del Portogruaro. Vediamo questa volta che cosa decideranno gli avanti del Portogruaro. Mister Miolli passeggia, sembra quasi non voler vedere la punizione, poi si gira. Sembrerebbe una posizione interessante sia per una conclusione diretta che anche per un cross all'interno dell'area di rigore, per una spizzata o per un colpo di testa. 38esimo minuto di gioco, 0-0 tra Portogruaro e Liventina. C'è McCann, c'è Pedroso, mi pare anche Favret vicino al pallone. Si allontana McCann, barriera a 4 da parte del Liventina. Pedroso probabilmente sarà lui a tentare la conclusione. Il tiro di Pedroso, la palla è deviata da parte di Lorello, preciso il colpo di destro di Pedroso, palla deviata da Lorello nel primo vero tentativo offensivo all'interno dello specchio della porta per il Portogruaro. Calcio d'angolo per il Portogruaro. Devia di nuovo Lorello, ostacolato da due suoi compagni di squadra, riesce a servire a Cafù, il campanile. La palla deviata da Bertoia, palla che termina all'esterno della linea di gioco, quindi rimessa laterale per gli ospiti. Kostadinovic riceve, cerca il servizio per Serafin, ancora Kostadinovic a libertà di azione, prova il lancio lungolinea per un suo compagno, ci pare Tagliapietra. Cotali cerca e riesce a superare un avversario. Kostadinovic, azione manovrata da parte degli ospiti, servizio in profondità per Serafin, ancora sulla destra, buono il passaggio per Serafin, un contrasto con un difensore del Portogruaro. Non ci sono particolari proteste né dall'una né dall'altra parte. Ultimo tocco dell'avanti della Liventina e quindi rimessa da fondo campo per il Portogruaro. Andrea Bavena si accinge, come ormai abbiamo visto più di una volta, al lancio lungo con il destro, lancio effettuato in questo momento, palla che arriva nei pressi della linea di metà campo. McCann ha stoppato il pallone, poi un paio di rimpalli e rimessa laterale sempre a favore dei padroni di casa. 5 minuti, poco meno, più recupero al termine della prima frazione di gioco. Portogruaro 0, Liventina 0. Un'azione pericolosa dei padroni di casa con una conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizione da parte di Pedroso. In precedenza per la Liventina una conclusione all'interno dell'area di rigore, un destro bloccato senza particolari difficoltà da parte di Bavena. Gioco nuovamente in corso. Il Portogruaro che recupera il pallone. Costa che si è spostato sul fronte sinistro della zona d'attacco. Favret cerca di rendersi pericoloso, un rimpallo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Portogruaro. Si avvicina, se non sbaglio, Dodorico per la battuta, cerca un compagno, si avvicina Costa, Pedroso, palla sulla destra per Sandoletti, ha un po' di spazio, cerca di accentrarsi Sandoletti, il servizio all'interno dell'area, cercava di favorire Zanin, buona l'idea, non precisa la direzione e la potenza del passaggio. Zanin è rimasto leggermente sorpreso anche lui di questa idea del compagno e quindi azione che sfuma. Cotali, il servizio sulla destra è per Fucsa, palla troppo lunga per Fucsa e quindi rimessa laterale con Dodorico che si occuperà di battere questa rimessa. Cerca un compagno, ha trovato, se non sbaglio, Costa, palla per Zanin, buono il controllo, sulla destra ancora Sandoletti,
perde un tempo di gioco e in effetti purtroppo per lui la palla scivola e non riesce a recuperarla. Rimessa laterale per la Liventina, fasi un po' contrastate di gioco. Pedroso, Sandoletti ostacolato, Serafin recupera il pallone per la propria squadra. Molin, il servizio è per Granzotto, da questi a Barro, cerca un compagno, trova sulla destra Tagliapietra, da questi a Cotali, di nuovo sulla destra, azione che sfuma per gli ospiti, palla che termina a lato e quindi meno di 2 minuti più recupero al termine del primo tempo. Portogruaro Liventina, quinta giornata del campionato di eccellenza regionale Veneto più Friuli Venezia Giulia, 2 squadre arrivano da oltre tagliamento. San Luigi e Progorizia, dicevamo quinta giornata, ne mancano 3 al termine. La prima classificata di questo gironcino all'italiana sarà promossa in campionato nazionale dilettanti. Sandoletti cerca di tenere la palla in gioco, ci riesce, il lancio a servire Pedroso viene catturato da Granzotto, da questi a Molin, di nuovo a Granzotto, la palla è per Cotali, ostacolato da Pedroso, riesce tranquillamente a liberarsi del pallone, a servire Kostadinovic che ha spazio all'interno della metà campo, serve sulla destra Barro, da questi per Fucsa, prova Fucsa a farsi pericoloso, supera 2 avversari, il terzo invece commette fallo. L'arbitro, il signor Brentegani, ha ritenuto falloso il contrasto c'è parso da parte di Bertoia e quindi ha combinato un calcio di punizione a favore della Liventina sul settore destro della propria zona d'attacco. Vedremo tra poco anche quanto sarà l'entità del recupero. C'è stata più di un'occasione in cui si è perso del tempo, purtroppo per gli infortuni subiti sia da Sesto che da Salomon e con le conseguenti punizioni, ma diamo un'occhiata al calcio di punizione per la Liventina. Difesa in linea per il Portogruaro, ne sono schierati 2 in barriera e 5 all'interno dell'area di rigore. Il cross è una conclusione diretta, c'è stata una deviazione mi pare, deviazione che invece non è stata del Portogruaro. Abbiamo sentito nitidamente un tocco dopo il tiro, probabilmente è stato di un giocatore della Liventina e quindi la palla è terminata fuori con la rimessa da fondo campo da parte del Portogruaro. Come avete sentito in sottofondo lo speaker ufficiale Luca Traverso ha segnalato che ci saranno 2 minuti di recupero. Fallo su Costa, il contrasto, almeno questa è l'opinione degli spettatori, nulla di irregolare a giudizio dell'arbitro, però correttamente i giocatori della Liventina si fermano, lasciano che il signor Bentegani si accerti delle condizioni del numero 11 della formazione di Miolli, che si è rialzato, un colpo al piede destro, vediamo che sta cercando di riprendere la migliore condizione, saltella, prova a sentire se il piede regge e quindi palla nuovamente riconsegnata agli ospiti che correttamente avevano interrotto il gioco per questo scontro fortuito a questo punto tra Costa e un giocatore della Liventina stessa. Barro, il servizio è per Fucsa, ha spazio sulla destra, si sta proponendo Granzotto, fasi concitate all'interno dell'area di rigore, Tagliapietra cattura il pallone sulla destra, vediamo se arriverà il cross, c'è una deviazione da parte di Dodorico se non sbaglio e palla in calcio d'angolo, quindi finale in attacco per gli ospiti della Liventina, si stanno avvicinando sia a Cafu che un altro giocatore, vediamo chi si occuperà della battuta del calcio d'angolo, mi pare Fucsa, il colpo di testa all'interno dell'area di rigore, un paio di rimpalli, l'ultimo tocco è della Liventina e quindi ci sarà la rimessa da fondo campo per Andrea Bavena che si accinge a recuperare il pallone e a riprendere il gioco.
2 minuti che sono terminati in questo istante, ci sarà forse qualche secondo in più, probabilmente il signor Brentegani farà riprendere il gioco, dopodiché comanderà la fine delle ostilità per il primo tempo. Ecco infatti il duplice fischio del direttore di gara e quindi squadre che si avviano verso gli spogliatoi al termine del primo tempo qui dallo stadio comunale Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro. Portogruaro 0, Liventina 0, un primo tempo interessante da un punto di vista tattico, un paio di occasioni, una per parte, ma risultato ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Grazie per il momento, per l'attenzione, ci risentiamo per il secondo tempo.
Tutto pronto per il secondo tempo di Portogruaro Liventina. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto e in visione dallo Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia. Fabio Trevisi al microfono, riprese a cura di Andrea Ruzza, collaborazione di Luca Traverso. Pronti per la ripresa del gioco, il risultato è a reti bianche. Ci sono state un paio di occasioni, una per parte nel corso del primo tempo, un paio di sostituzioni, una per parte tra Liventina e Portogruaro, entrambe per infortuni di gioco. Un cartellino giallo comminato al tecnico del Portogruaro Renzo Miolli, e la partita per il momento può essere sintetizzata con queste poche note. Siamo ripartiti, il Portogruaro gioca dalla destra rispetto al nostro punto di osservazione. Diamo un'occhiata di nuovo alle formazioni, ve le leggo così come ci sono state fornite prima dell'inizio della gara. Quindi Portogruaro con Bavena, Sandoletti, Dodorico, Pisani, Bertoia, Zamuner, Zanin, Favret, Maccan, Pedroso che ha sostituito Sestu e Costa. Per la Liventina invece Lorello, Barro, Molin, Salamon che è uscito, al suo posto Cotali, Kostadinovic, Granzotto, Fuxa, Acafu, Pontarelli, Serafin e Tagliapietra. Direzione di gara affidata al signor Pietro Brentegani di Verona, assistenti Matteo Sadicai di Mestre e Tommaso Fregonese di San Donà di Piave. Calcio di punizione per la Liventina, il cross all'interno dell'area di rigore, l'assist libera Pedroso, ancora Liventina, triplo palleggio da parte di, se non sbaglio, di Pontarelli. La palla però è stata deviata, poi c'è un contrasto di Kostadinovic, contrasto falloso a giudizio del direttore di gara, e quindi calcio di punizione che sarà battuto da Andrea Bavena, ostacolato per motivi tattici, potremmo dire così, da Pontarelli, che cerca di far arretrare il portiere dei padroni di casa. Ed ecco pronto Bavena con la ripresa, il solito lancio lungo a scavalcare la linea centrale del campo. Cotali, la deviazione di testa, Barro il suo rilancio a cercare i compagni della linea avanzata. C'è stato un bello scambio tra Pontarelli e Tagliapietra. A Cafu il lancio cercando di servire Tagliapietra, troppo lungo, Bavena addirittura sulla tre quarti, di nuovo il lancio lungo, il tentativo di servizio è per Maccan, sulla destra per Costa, controlla il capitano degli ospiti Granzotto il contrasto, la palla che termina a fondo campo, ultimo tocco quindi del numero 11 Granata, e palla che sarà rimessa in gioco da Lorello. Kostadinovic, regista arretrato della formazione del signor Giuseppe Ton. Ecco qualche correzione, mi scuso per gli errori nel corso del primo tempo. Le formazioni iscritte a questo girone sono 10, non 9 come erroneamente detto, sono 8 squadre venete e 2 squadre friulane, scusate per l'imprecisione, e le partite di conseguenza sono 9. Ne mancano ancora 4, ma avremo modo nel corso del secondo tempo di dare un'occhiata anche di nuovo al prossimo turno che è previsto per la settimana prossima, con calcio d'inizio alle 16:30. Kostadinovic, il servizio sulla destra per Barro, ostacolato da Zanin, il lancio, la carambola per Tagliapietra. C'è stata un'interruzione di gioco, qualche scambio di cortesia tra i due giocatori, interviene a questo punto anche Zamuner. Animi forse nervosi, tenta l'arbitro di riappacificare gli animi delle due squadre, non ci sembra niente per fortuna di eccessivamente animoso, i giocatori si chiariscono e Bavena può riprendere il gioco. 4 minuti nel corso del secondo tempo, Liventina 0, Portogruaro 0, siamo a Portogruaro, Stadio Comunale Pier Giovanni Mecchia, palla in area di rigore, il tentativo da parte di Costa di agguantare il pallone, buona guardia di Molin e palla che è terminata a fondo campo. Ci sarà Lorello che rimetterà in gioco per Capitan Granzotto, così è infatti. Kostadinovic sulla destra, il servizio è per Barro, palla acquisita dal Portogruaro con Favret, il servizio sulla destra per Sandoletti,
da questi a Pisani, arretra verso Bavena, lancia a scavalcare la metà campo, Dodorico, buono l'arresto, non altrettanto il servizio che tentava di agevolare l'azione d'attacco di Zanin, e quindi palla nuovamente tra le braccia di Lorello, che ha già scambiato con Kostadinovic. E lo stesso numero 5 della Liventina che cerca il passaggio, Zanin intercetta il pallone, da questi a Bertoia, prova Pedroso, Cafu gli sottrae il pallone e cerca di involarsi sulla sinistra, lo scatto del giocatore della Liventina, il rimpallo lo favorisce sulla sinistra, prova il servizio all'interno per Tagliapietra ostacolato, la palla termina al di qua della linea del campo, al di là scusate, è buona l'azione di contrasto su Tagliapietra e quindi la palla è di nuovo tra le mani di Andrea Bavena. Buona l'azione e lo scatto di Cafu sulla sinistra, un rimpallo lo ha favorito, si è involato sulla sinistra ma non è riuscito a offrire un assist più incisivo per il proprio compagno di squadra. Contrasto di testa, Pisani, Sandoletti ostacolato, ecco il fallo e palla nuovamente in possesso del Portogruaro con Zamuner. Lo scambio sulla destra, cambio di gioco, il tentativo era per servire Zanin, conclusione non proprio felice e quindi rimessa laterale per la Liventina, se ne occuperà Barro, cerca un compagno e Tagliapietra, Favrette gli soffia il pallone, Pedroso il controllo, Dodorico, Zamuner, Bavena, il rilancio lungo, un campanile che raggiunge la metà campo, palla nuovamente in possesso del Liventina, Serafin, il lancio all'interno dell'area di rigore, buono il contrasto, attenzione, ammonito per simulazione, ci pare che sia stato ammonito per simulazione il numero 7 della Liventina. Qualcuno ha gridato al calcio di rigore, evidentemente l'arbitro era piazzato meglio di noi e ha individuato nel numero 7 del Liventina una simulazione punita con il cartellino giallo, quindi secondo cartellino giallo dell'incontro. Il primo era stato comminato all'allenatore del Portogruaro Renzo Miolli per proteste da bordo campo, e invece adesso al 7° minuto, quasi all'8° minuto del secondo tempo, la simulazione in attacco da parte di Fuchs e il cartellino giallo ai suoi danni. Calcio di punizione che sarà ovviamente battuto da Bavena con il destro. Altissima densità delle squadre a centrocampo, sono tutte nell'arco di 10 metri all'incirca. Ecco Bavena, il lancio a scavalcare la metà campo, il servizio da parte di McCann, se non sbaglio, tentava di servire la palla a un compagno di squadra, così non è stato, e quindi nuovamente Liventina in attacco. Barro riceve sulla destra, cambiato il fronte d'attacco, ostacolato da Pedroso, da questi a Fuchs, il giocatore che è stato ammonito pochi istanti fa. Il contrasto con Dodorico, vediamo, con Zanin scusate, ancora Pedroso, scontri di gioco, qualche protesta più del dovuto, il signor Brentegani di Verona decide per un fallo in attacco e quindi palla per il Portogruaro. È lo stesso Bavena che si avvicina alla sfera per la battuta e nuovamente lancio a scavalcare la metà campo nel tentativo di un assist e di una spizzata per i suoi compagni di squadra del reparto offensivo. Colpo di testa, rimessa laterale, siamo poco oltre la tre quarti, lato di sinistro. Dodorico pronto per la rimessa, gli si avvicina un secondo pallone, lo allontana. Il servizio per Pedroso, ostacolato da un giocatore, riesce Pedroso con la sua stazza a tenere il contrasto, cade Serafin ma riesce comunque a mantenere il pallone. Barro cerca di superare Zanin, ci riesce,
La palla però termina al di fuori della linea, almeno così è a giudizio del signor Brentegani di Verona, e quindi ci sarà una rimessa in attacco per il Portogruaro. Sulla palla c'è Dodorico, match winner della settimana scorsa. Il servizio all'interno dell'area di rigore per McCann, da questi a Bertoia. Il tentativo sulla destra per servire Davide Costa, l'anticipo da parte di Molin e quindi rimessa laterale. Portogruaro che rimane in attacco ma cambia fronte di gioco. Sandoletti, la rimessa in gioco è per Bertoia. Rimpallo che non favorisce i Granata e quindi palla nuovamente in out con Molin, numero 3 della formazione ospite, pronto a rimettere in gioco. Gli si avvicina Cotali per ricevere la rimessa con le mani. Molin cerca invece il servizio in avanti, palla che non è né dell'una né dall'altra parte finché a un certo punto Zamuner accompagna la palla, la difende e quindi rimessa laterale questa volta per il Portogruaro. 11° minuto di gioco al Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro. Portogruaro 0, Liventina 0. Zanin prova a superare Barro, che invece riesce ad alleggerire nei confronti del suo portiere Favret. Dodorico. Zanin prova a superare Barro, palla che termina a lato, rimessa laterale per la Liventina, è lo stesso Barro che si occupa della battuta. Kostadinovic indietro per Lorello, ancora Kostadinovic, 1-2 con il portiere. Palla che si sposta sul fronte sinistro, riceve Molin, ha un po' di spazio a disposizione, serve di nuovo Kostadinovic, da questi a Barro, ostacolato da Zanin. Il rimpallo del numero 7 Granata, palla nuovamente in fallo laterale e sarà nuovamente Barro a rimettere in gioco con le mani. Kostadinovic, servizio indietro per Lorello, cerca un compagno, trova il vicino Kostadinovic, prova una timida azione di pressing McCann. Lorello sulla sinistra per Molin, da questi a Serafin. Serafin cerca un compagno, sulla destra la palla è per Fuchsa, c'è stato un fallo ma per il vantaggio l'azione prosegue. Fuchsa, il tentativo di cross deviato in out, qualche protesta per il fallo che ha subito un giocatore della Liventina, non sono riuscito ad identificarlo per l'arbitro, però niente di meritevole di provvedimento disciplinare. Barro riceve il pallone nuovamente, limite dell'area di rigore, perde il pallone Fuchsa, ha spazio sulla sinistra Favret, si accentra, attende un compagno, viene spinto da Cotali, stretta di mano tra i due, calcio di punizione per il Portogruaro. Sarà lo stesso Favret alla battuta, da questi a Costa, 1-2 con Favret, superata la metà campo. Favret si gira, cerca un compagno, torna indietro per Zamuner, il lancio di sinistro, il tentativo era quello di andare sulla destra per servire Costa, così non è stato. Pontarelli, rimpallo che favorisce di nuovo il Portogruaro con Costa, da Bertoia, rimessa laterale dice l'arbitro e quindi confermato anche dall'assistente. Palla in mano a Molin al 13°, quasi 14° minuto di gioco nel corso della ripresa. Il signor Brentegani ordina la ripresa del gioco, la rimessa di Molin. Pontarelli cerca di farsi spazio contro gli avversari, nuovamente deviazione in out e quindi nuovamente rimessa laterale per gli ospiti in tenuta verde di Motta di Livenza. Tagliapietra, Molin cade, è giudicato falloso l'intervento ai suoi danni da parte del signor Brentegani e quindi ci sarà un calcio di punizione a qualche metro dal vertice sinistro per il fronte d'attacco della Liventina dell'area di rigore. Vediamo Bavena che chiede ai suoi compagni
di posizionarsi in barriera. Ci sono due giocatori, credo siano Costa e Sandoletti, esatto, che compongono il muro difensivo. C'è Acafu e un suo compagno pronti per la battuta. Il cross all'interno dell'area di rigore, la palla rimbalza pericolosamente per il Portogruaro, ma termina in possesso di Favret, ostacolato da un avversario. Favret cerca un compagno. La ripresa del gioco favorisce Pedroso. Il cambio sull'altra parte del versante offensivo del Portogruaro. Sandoletti ha cercato di servire Costa, impreciso il lancio del numero 2 della formazione di Renzo Miolli e quindi azione che sfuma. Serafin, Barro, Pontarelli, il servizio per Cotali, ostacolato in maniera irregolare da Zanin e fallo sia per la panchina della Liventina ma soprattutto per il direttore di gara. Uno scontro di gioco duro, ce ne sono stati diversi durante questa partita, senza però particolare animosità dall'una e dall'altra parte. Vediamo Cotali che si rialza e Zanin che per il momento viene ammonito soltanto verbalmente dal direttore di gara. Kostadinovic, Cotali, palla deviata da Zanin ma ancora in possesso del Portogruaro. La Liventina per un attimo ha tentato con Fuxa di portarsi in avanti, ma il rimpallo ha favorito i padroni di casa. Zamuner, Pisani. A spazio il numero 4 della formazione di Miolli, lancia a scavalcare la metà campo. Maccan arresta, cerca il servizio per Zanin sulla sinistra. Palla ancora del Portogruaro con Dodorico che cerca il rimpallo, lo trova ma la rimessa però è a giudizio dell'arbitro a favore della Liventina. Attenzione, c'è un cambio, c'è la Liventina che procede con la seconda sostituzione, entra il numero 18, un altro Costa, Francesco Costa. Pontarelli al suo posto col numero 18, Costa. Quindi è uscito Pontarelli, al suo posto Costa. 17° minuto e 20 secondi nel corso del secondo tempo. Secondo cambio per gli ospiti che cambiano qualcosa nel reparto offensivo. Francesco Costa in campo e subito alla ricerca del primo pallone. La palla però termina oltre la linea di campo e quindi ci sarà una rimessa laterale per il Portogruaro sulla zona difensiva di sinistra. Dodorico, il lancio lungo a cercare Dennis Maccan. Barro di testa, Zanin prova Zanin a liberarsi ma è circondato da 4 avversari. Dodorico difende il pallone, è ostacolato da 2 giocatori della Liventina. Il gioco ancora in corso fino a quando il signor Brentegani decide di fischiare un fallo in attacco. C'erano sia Barro che Tagliapietra ad ostacolare il giocatore del Portogruaro. Evidentemente l'ostacolo è stato ritenuto irregolare dal direttore di gara e quindi calcio di punizione per Bavena. Consueto lancio lungo a cercare un avanti granata. Ha tentato Costa davanti al semicerchio dell'area di rigore di catturare il pallone, ma Molini è riuscito a farlo suo. Acafu, il lancio in profondità, trova Tagliapietra. Tagliapietra attendeva il servizio di ritorno, c'è stata un'incomprensione tra Serafin e credo Tagliapietra a questo punto e la palla purtroppo per i giocatori in tenuta verde non è arrivata laddove i giocatori desideravano arrivasse. Maccan la spizzata di testa, irregolare a giudizio dell'arbitro. Maccan si discolpa ma evidentemente così non è agli occhi dell'arbitro, che era abbastanza vicino al luogo dell'impatto e di conseguenza ha reputato la pressione del numero 9 del Portogruaro eccessiva e da sanzionare. Pronto un secondo cambio per il Portogruaro, vediamo chi si sta per smettere il frattino. Mi pare di aver visto Nicolò Doria, ma attendiamo la certezza del numero alle spalle. Nel frattempo riprendiamo a dare un'occhiata all'incontro in diretta. Ecco Maccan, il servizio
da parte di Costa, troppo lungo per la punta del Portogruaro, e sarà proprio Nicolò Doria tra qualche istante a entrare in campo. Vedremo che cosa intende fare mister Miolli. Secondo cambio in vista per i padroni di casa, il lancio di Granzotto, il colpo di tacco gradevole dal punto di vista tecnico di Serafin, ancora Liventina in avanti, Serafin ostacolato irregolarmente, c'è calcio di punizione, qualche scarmaglia tra Costa e Serafin, ma ormai il calcio di punizione è stato assegnato, gli animi si calmano e i due giocatori ritornano ad occupare il terreno di gioco, ognuno nelle rispettive posizioni. Ecco, vediamo che l'arbitro in questo momento autorizza il cambio. Come detto, nel Portogruaro esce il numero 11 Davide Costa al suo posto con il numero 16 Nicolò Doria. Come sentito in sottofondo, ribadiamo, esce Davide Costa, numero 11 Portogruaro, entra Nicolò Doria, numero 16 Portogruaro. Si è reso pericoloso, ha svariato parecchio nella fascia di destra e anche in quella di sinistra nel corso del primo tempo Davide Costa, ma non ci sono state conclusioni degne di nota e soprattutto conclusioni che siano terminate al di qua del portiere ospite. Vedremo con Doria se le cose miglioreranno. Calcio di punizione, esce sicuro Andrea Bavena, cerca spazio, ostacolato da Costa, questa volta Francesco, quello della Liventina. L'uscita di Davide mi ha permesso di evitare di chiamare entrambi sia con nome che con cognome, e quindi eccoci di nuovo a indicare con Bavena il giocatore che ha la palla e che l'ha lanciata. L'ostacolo di Kostadinovic ai danni di Maccan, questa volta il fallo è del numero 5 della formazione ospite e quindi Zanin va a recuperare rapidamente il pallone. Il servizio è per Favret, il gioco non è ancora ripreso. Quando siamo al 22esimo del secondo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra Portogruaro e Liventina, c'è Stefano Favret sul punto di battuta, timida barriera, una sola persona da parte della Liventina, il cross, il colpo di testa tentato credo da parte di Sandoletti, vediamo chi è stato l'autore di questo interessante colpo di testa, ma che non ha trovato lo specchio della porta. Prima azione pericolosa del Portogruaro, scusate, è stato Dodorico che di testa la settimana scorsa ha trovato il gol vincente nella trasferta del Portogruaro, che ha fatto ritrovare alla formazione di Miolli i 3 punti sul campo dello Spinea, ripeto, la settimana scorsa. Buona in questo caso l'idea, non altrettanto buona la mira e la conclusione del tiro. Pedroso cerca Zanin, ma Pedroso prova all'interno il servizio per Maccan. Da questi e la palla per Bertoia in area di rigore, il tentativo, Kostadinovic respinge in maniera energica con il destro e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per il Portogruaro. Sarà Sandoletti a rimettere in gioco. 3 giocatori Granata in area di rigore, riconosciamo Zanin, Maccan e Pedroso. Vediamo Zanin, cerca il contatto di testa, la palla termina invece tra i piedi dei giocatori della Liventina che cercano la ripartenza veloce, il contrasto da parte di Zamuner, contrasto irregolare, cartellino giallo per Zamuner, c'era Tagliapietra che aveva ricevuto, pesante l'intervento di Zamuner e quindi altro cartellino giallo questa volta per Zamuner, mentre ne approfitta il signor Ton. Doppia sostituzione della Liventina è uscito il numero 10 Serafin al suo posto con il numero 19 Toffoli. Come avete sentito, in occasione del calcio di punizione c'è stata un'altra sostituzione da parte della Liventina, è entrato Simone Toffoli e quindi secondo cambio nel corso di questa ripresa. Kostadinovic
pallone indietro verso Lorello, da Lorello sulla sinistra il pallone per Capitan Granzotto, Molin, da questi a Cotali, il servizio per Tagliapietra, da questi a Toffoli, nuovo entrato, Cotali di nuovo ostacolato da un giocatore del Portogruaro, in questo caso era Bertoia. Cotali riesce a tenere il pallone tra i piedi, Costa ostacolato di nuovo dal Portogruaro, fasi convulse di gioco, palla di nuovo tra i piedi del Portogruaro, cerca Pedroso di acquisire il pallone, scivola Cotali, McCann prova il contropiede, il lancio sulla sinistra per Zanin, cerca di mantenere in campo la palla, sembra riuscirci, rimessa laterale, ci riesce, decisione contestata da parte dell'arbitro che ammette l'errore e con l'aiuto dell'assistente. Inizialmente la rimessa laterale era stata affidata al Portogruaro, invece con la correzione, con il supporto dell'assistente c'è stato il cambio, quindi rimessa. Ci sentiamo di condividere il cambio di decisione da parte dell'arbitro. 5 Marco Bertoia al suo posto con il numero 17 Marco Dassier. Quindi rimessa laterale per la Liventina. Nel frattempo, come avete sentito in sottofondo, c'è stato un altro cambio tra le file, questa volta del Portogruaro. Siamo intorno al 26esimo minuto del secondo tempo. È entrato Marco Dassier al posto di Marco Bertoia. Fasi aeree di gioco. McCann il servizio per Zanin e vigile Barro che governa l'uscita del pallone, palla che è uscita, sì, a giudizio dell'arbitro è uscita e quindi ci sarà rimessa laterale, scusate, rimessa da fondo campo, l'ultimo tocco quindi probabilmente a giudizio dell'arbitro è stato quello di Zanin. Molin, Granzotto, il lancio a scavalcare la metà campo, l'assistenza per Tagliapietra che ha di fronte Zamuner, Tagliapietra cerca lo spazio per il tiro, lo effettua, buona l'idea, buono il rientro sul destro, la conclusione però è troppo alta e termina sopra la traversa di parecchio rispetto alla porta di Bavena. Interessante questa trama offensiva per la Liventina, con 3 tocchi sono arrivati alla conclusione e nel frattempo un altro cambio ancora per il Portogruaro, dovrebbe entrare Marco Rumiz. Al cambio del Portogruaro esce il numero 7 Andrea Zanin al suo posto con il numero 13 Marco Rumiz. È uscito Andrea Zanin, pericoloso costantemente sulla sinistra, ma nessuna azione che abbia permesso alla sua squadra di raggiungere la segnatura. D'altra parte è una gara abbastanza equilibrata dall'una e dall'altra fronte e per il momento lo 0-0 è sincero nel descrivere una partita equilibrata, perlomeno dal nostro umilissimo giudizio. Vediamo Bavena se cercherà nuovamente il lancio in profondità anziché l'azione manovrata. Si sposta un po' il pallone, c'è molto spazio per il portiere Granata per manovrare. Ecco il lancio, prova il servizio per Doria, Dassier ostacolato da Okofu, palla ancora sulla destra per il reparto offensivo del Portogruaro. Sandoletti è riuscito a far carambolare la palla sul piede di un avversario ed ecco un altro cambio per la Liventina. La Liventina esce il numero 11 Tagliapietra al suo posto con il numero 20 Spadera. Cambio nel reparto offensivo per la Liventina, entra Diego Spadera, esce Mattia Tagliapietra. Tagliapietra ha disputato una buona partita, si è reso anche lui pericoloso e sempre disponibile a ricevere i servizi dei propri compagni, ma in una partita dove le conclusioni in porta sono state poche, ovviamente anche lui non è stato autore di conclusioni pericolose per Bavena. Okofu recupera il pallone, carambola su Sandoletti, rimessa laterale in zona difensiva, settore di sinistra per la Liventina. Quando siamo ad un passo dal 30esimo
quindi dalla mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo. Reti bianche ancora tra Portogruaro e Liventina, partita bloccata, probabilmente entrambe le squadre contano di poter usufruire di qualche episodio, di qualche circostanza favorevole per sbloccare il risultato. Uno 0-0 che nell'ambito di un torneo così corto come l'Eccellenza di quest'anno ovviamente non agevola nessuna delle due squadre. Portogruaro in attacco, Pedroso, il servizio sulla sinistra a favore di Dodorico. Dodorico ha lo spazio per crossare, ci prova, ecco il cross, Kostadinovic via di testa, la conclusione da parte di Dassier. Il tiro è smorzato nella sua traiettoria e quindi è facilmente preda di Lorello. Spadera avanza, palla al piede, supera la metà campo, si sposta sulla sinistra dove c'è Molin ad attendere il servizio, da questi a Granzotto, da Granzotto a Kostadinovic, il servizio è per Toffoli, da questi a Fuxa, attende il piazzamento di un compagno, la palla è deviata, c'è Zamuner, altra carambola e palla in out, rimessa laterale che sarà a favore del Portogruaro. Sul pallone mi pare si porti Zamuner, vediamo, sì, è lui, lascia la battuta a Dodorico, altri 3 giocatori, 2 della Liventina, 4 scusate, stanno effettuando gli esercizi di riscaldamento, probabilmente ci sarà qualche altra sostituzione prima del termine dell'ova Lorello. Il servizio per Spadera che si avvicina a raccogliere il pallone già nella propria metà campo, ancora Spadera dopo l'1-2 con Barro, il lancio in profondità, trova un compagno di squadra, Fuxa sulla destra, ostacolato da Zamuner, Fuxa tenta il cross, viene deviato da Zamuner in out e Barro si occuperà da qui a poco della rimessa in gioco. Da Barro a Spadera, Spadera cerca un compagno libero, prova il pallonetto per servire Barro, la palla però è troppo lunga, Barro non riesce a mantenerla in campo, out, rimessa da fondo campo, il gioco è già ripreso. Portogruaro sulla destra, c'è Dassier sul pallone, ostacolato in maniera irregolare, abbattuto il numero 17 della formazione di Renzo Miolli e quindi calcio di punizione per il Granata. Acofu si mette davanti al pallone per ostacolare la rapida battuta, palla che è di nuovo in gioco. Macan ostacolato, colpisce con la mano nel corpo a corpo col difensore avversario e fallo di Macan a giudizio del signor Brentegani. Il contatto di mano non è una mano pesante da poter determinare un cartellino giallo, fallo in attacco e quindi palla per la Liventina. 33esimo minuto, quasi 34esimo in questo istante di gioco. Liventina in azione. Cotali cerca un compagno sulla sinistra, trova Toffoli, Granzotto ha un po' di spazio prima di essere contrastato, riesce a servire indietro a Kostadinovic e da questo a Cotali, di nuovo Kostadinovic aggredito da Macan e da Pedroso, rimessa laterale, è lo stesso Pedroso che si occupa di recuperare il pallone. Un altro cambio per il Portogruaro. Cambio nel Portogruaro, esce il numero 19 Michel Silva Pedroso, al suo posto col numero 20 Alberto Ferrarese. Esce Pedroso quindi a sua volta subentrato a inizio primo tempo a Sestu e per gli ultimi 11 minuti, 10 più recupero, c'è Alberto Ferrarese, classe 88, in avanti a dare una mano a Dennis Macan nel tentativo per la parte granata di sbloccare il risultato. Rimessa laterale per il Portogruaro, ecco Ferrarese che conquista il primo pallone, il servizio all'interno dell'area di rigore era per Nicolò Doria, agile il controllo del difensore e l'arbitro si avvicina
probabilmente ha ammonito McCann, probabilmente, forse per proteste eccessive in conseguenza a quello scontro dal limite dell'area di rigore dove gli è stato comminato un fallo contro, quindi dove è stato giudicato falloso il contatto con la mano nell'1 contro 1 contro il suo avversario. Probabilmente McCann ha ecceduto nelle proteste e in occasione del gioco fermo il signor Brentegani di Verona ha deciso di mostrargli il cartellino giallo. Zamuner il campanile a deviare, Toffoli troppo lungo il pallone, ci aveva provato Doria a recuperarlo, Fuchsa, il servizio all'interno dell'area di rigore era per Francesco Costa, troppo lungo, Bavena esce un paio di passi di vantaggio e riesce a far suo il pallone, quindi buona la trama offensiva della Liventina che è riuscita a far entrare in area di rigore un proprio giocatore, ma non altrettanto la precisione nel palleggio, nell'assist che voleva servire Costa. Scontro a metà campo, c'è fallo a giudizio del signor Brentegani, fallo ai danni del Portogruaro e quindi ci sarà Granzotto sul punto di battuta per il calcio di punizione, il destro alto. Avete sentito probabilmente anche voi in diretta le urla del giocatore del Portogruaro contrastato in maniera eccessiva, mi pare da Costa, che va prontamente a scusarsi con il giocatore del Portogruaro. In ogni caso il signor Brentegani ha deciso per il fallo in attacco e ci sarà un altro cambio per la Liventina. In campo al posto di Jacopo Molin, Daniele Tesolat. ...37 minuti e 30 in questo istante. Si riprenderà con un calcio di punizione da parte di Andrea Bavena, estremo difensore granata, impegnato in un paio di circostanze ma non in maniera severa da parte degli avanti della Liventina. 0-0 tutto sommato giusto per quello che abbiamo visto sino ad ora. Ovviamente il risultato che non può soddisfare né l'uno né l'altra fronte. Il lancio e per Dodorico sulla sinistra, recupera il pallone, riesce a mantenerlo in campo, prova il cross e Barro da parte liventina a deviare. Ci sarà una rimessa laterale, sì, eravamo proprio nei pressi della bandierina. Dodorico con le mani, il servizio in avanti per Ferrarese, prova Ferrarese a dribblare Barro, incespica sul pallone, la palla termina oltre la linea di out e quindi ci sarà la ripresa con il fallo da fondo campo. Kostadinovic, Barro, Liventina che manovra ritmi lenti di gioco. Kostadinovic cerca il servizio per Spadera, da questi il giocatore Costa, è durata poco l'entusiasmo per il numero 18 che è stato pescato immediatamente in fuorigioco, poi qualche schermaglia di gioco tra lui e Zamuner. Fuori gioco riprenderà Bavena con il lancio lungo per l'offside del giocatore della Liventina. Kostadinovic di testa, Fuchsa recupera il pallone, lo controlla, il rilancio, Dodorico, Favret, il servizio all'interno per Rumiz, prova Rumiz, Sandoletti incespica un po' sul pallone ma riesce comunque a continuare il possesso del pallone. Rumiz, ancora Sandoletti, proverà il cross, deviato, la palla che termina in fallo laterale. Sandoletti pronto per battere la rimessa laterale, cede invece il pallone a Marco Rumiz per entrare all'interno dell'area di rigore o eventualmente a proporsi per lo scambio con il giocatore con la palla in mano. E Ferrarese recuperare invece il pallone. Akofu di nuovo in fallo laterale, rimessa con le mani per il Portogruaro, mi pare sia ancora Rumiz a battere il pallone. Ferrarese cerca con l'acrobazia di liberarsi, Sandoletti, è buono il cross, il colpo di testa a liberare di Kostadinovic, la palla è ancora cercata da un giocatore del Portogruaro ma è stato Barro a liberarsi e a conquistare il pallone e a riproporre per un'azione d'attacco la propria squadra. Spadera ostacolato da Zamuner, Spadera cerca un servizio
fuori gioco. C'è stato un silenzio quasi spettrale, tutti in attesa della bandierina alzata. Vediamo cosa succede. Un altro cartellino giallo da parte dell'arbitro, questa volta ai danni di un componente della panchina, o forse lo stesso Davide Costa, ex giocatore, scusatemi, che ha giocato fino a pochi minuti fa, quindi che è stato in precedenza sostituito. E quindi altro cartellino giallo, palla nuovamente tra i piedi di Bavena, il rilancio a superare la metà campo, Ferrarese di testa, Favret, il servizio è con Dassier, ancora Dassier, Favret controlla il pallone prima di lasciarlo a Pisani, da Pisani il lancio a scavalcare e Cotali che lo devia di testa, ma è un assist involontario per Sandoletti. Rumiz, Sandoletti cerca un compagno, ostacolato, il rimpallo favorisce Spadera per la Liventina ed è ancora la Liventina a proporsi in avanti. Sandoletti cerca di recuperare la palla e per Odorico cartellino giallo per Sandoletti. Probabilmente il contrasto con Spadera è stato più duro del previsto, a giudizio del signor Brentegani, sempre molto vicino all'azione, dobbiamo dirlo. Ha ravvisato gli estremi del cartellino giallo e quindi altro provvedimento disciplinare ai danni del Portogruaro. Qualche istante fa ammonito, crediamo, Costa dalla panchina. Adesso è stato il turno di Sandoletti e calcio di punizione per la Liventina, quando siamo arrivati al 42esimo minuto e 30 secondi nel corso del secondo tempo. Ancora 0-0. Cotali sul punto di battuta, l'uscita di Bavena ostacolato da un giocatore, nulla di grave a giudizio dell'arbitro, salvo adesso perché c'è un giocatore della Liventina a terra, contrasto di gioco secondo l'arbitro Brentegani, nulla di grave, nulla da determinare un calcio di rigore o forse un fallo in attacco. Fatto sta che c'è un giocatore della Liventina a terra dolorante. Il gioco è stato immediatamente interrotto, c'è stato un contrasto con Bavena, il giocatore è girato di spalle, quindi non sono in grado di dirvi di chi si tratti, e lo stesso giocatore si è rialzato, quindi per fortuna niente di particolarmente grave. Non c'è stato fallo, per cui vediamo l'arbitro con il pallone in mano, riprenderà scodellandolo per il Portogruaro. Credo sia stato il capitano Granzotto a cadere e quindi lo scontro è stato tra Granzotto e Bavena. La palla però è tra i piedi dei giocatori della Liventina. Il tiro dalla lunga distanza tentato da uno dei subentrati, palla che comunque è terminata ampiamente a lato rispetto alla porta difesa da Bavena, e quindi il risultato che non cambia. 43-50 in questo istante, vedremo tra poco quale sarà l'entità dei minuti di recupero. Bavena di destro a superare la metà campo. Lo stop elegante di McCann con il petto, cercava di servire Nicolò Doria. Cafu cerca di conquistare il pallone, Favret glielo sottrae. Il servizio sulla sinistra per Dodorico. Il tentativo a metà strada tra Ferrarese e McCann non agevola nessuno dei due, ma Portogruaro ancora in avanti. Dassier, la palla sulla destra, Sandoletti, il servizio all'interno dell'area di rigore, fallo in attacco, cartellino giallo per Spadera credo, e credo che ci sia anche un calcio di punizione a favore del Portogruaro al limite dell'area di rigore, quindi c'è stato uno scontro irregolare da Spadera, giocatore numero 20 della Liventina, che ha anche subito il cartellino giallo. Calcio di punizione da poco meno di 20 metri alla destra per il fronte d'attacco del Portogruaro. In sottofondo avete sentito la voce di Luca Traverso annunciare che ci saranno 4 minuti di recupero. Nel frattempo abbiamo visto Zamuner lontano, l'ultimo giocatore a parte il portiere per il Portogruaro, piegato a terra, probabilmente ha preso un colpo duro nello scontro di pochi minuti fa.
Calcio di punizione molto interessante, 4 giocatori in barriera per la Liventina. Dovrebbe essere Ferrarese sul punto di battuta, l'arbitro osserva la sistemazione della barriera, ultime raccomandazioni. C'è anche Pisani sul punto di battuta che però si allontana, vediamo Ferrarese, batterà con il destro, la conclusione, il tiro e la grande parata di Lorello che si tuffa alla sua sinistra e devia in fallo laterale. Credo sia l'occasione più importante, più pericolosa del Portogruaro per tutta la partita. Molto bella la punizione da parte di Ferrarese, altrettanto bello l'intervento di Lorello che si è tuffato sulla sua sinistra e a mezza altezza è riuscito a sventare la minaccia. Adesso c'è Spadera che tenta una sortita in avanti e Sandoletti che ha recuperato il pallone ed è riuscito a servire Bavena all'indietro con Portogruaro che quindi può riproporsi in attacco. Fallo ai danni di Ferrarese che approfitta per allacciarsi le scarpe, calcio di punizione mentre siamo già ad 1 minuto e mezzo dei 4 di recupero. C'è Stefano Favrete sul punto di battuta, il numero 8 Granata all'interno dello spicchio offensivo del centrocampo, pronto a battere. Vediamo il giocatore numero 8, il servizio verso Zamuner che ha subito verso Pisani che ha subito un colpo del tutto involontario, giudizio dell'arbitro, fallo laterale e Favrete che si occupa della battuta. Il servizio è per Dassier, da questi a Bavena, il pressing da parte di Costa, Bavena rilancia oltre la metà campo, Akufu, Granzotto è riuscito a catturare il pallone, il rimpallo facilita il Portogruaro che quindi potrà usufruire dell'ennesima rimessa laterale. Mancano meno di 30 secondi al 48esimo e quindi quasi 3 minuti di recupero trascorsi sui 4 concessi dall'arbitro signor Brentegnani di Verona. Tenta il Portogruaro con le residue speranze ed energie di portarsi in avanti, ma c'è la rimessa laterale per la Liventina. Daniele Tesolat ha recuperato il pallone e si accinge alla battuta. Pochi istanti e saremo al 48esimo e quindi poi all'ultimo giro di lancette di questa partita che ancora non ha visto nessun gol. Portogruaro 0, Liventina 0. È iniziato l'ultimo giro di lancette, l'ultimo minuto di gioco. Kostadinovic di testa, palla nuovamente fuori. Vediamo, credo Sandoletti è andato di corsa a recuperare il pallone nel tentativo di servire un suo giocatore, un suo compagno di squadra e creare forse le premesse per l'ultima azione d'attacco per la propria squadra. Il campanile di Sandoletti, la palla è deviata di testa da Spadera, il rilancio da parte di Zamuner, il contrasto di Capitan Granzotto, la palla è per Nicolò Doria, entra in area di rigore, si sposta sulla destra, il tiro è deviato, ancora Portogruaro in avanti, sulla sinistra c'è Favret, da questi a Dodorico, Dodorico prova a farsi largo per un cross, palla deviata, ultimo squarcio di gioco, 49-6, probabilmente l'arbitro concederà qualche ulteriore istante e farà battere forse il calcio d'angolo prima di decretare la fine della partita. Vediamo il tiro dalla bandierina, la ribattuta e Kostadinovic che respinge in avanti, Sandoletti recupera il pallone ed ecco il triplice fischio. Termina qui Portogruaro Liventina, risultato 0-0, non ci sono stati gol in questa partita, molto tattica, squadre che si sono rispettate anche forse più del dovuto, che si sono studiate e che non hanno appunto potuto concludere a rete tante volte. Possiamo segnalare senz'altro come l'occasione di Ferrarese proprio nei secondi di recupero, il calcio di punizione deviato da Lorello come l'occasione più pericolosa della partita. Partita che si conclude e quindi possiamo anche concludere il nostro servizio, la nostra cronaca dallo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro. Diamo un'occhiata rapidamente ai risultati. Calvino Ale, San Luigi Calcio 4-0, a Martellago Giorgione 4, Martellago 0, Robeganese Furgo Salzano 1, Spinea 2, San Donà
Pro Gorizia 1-0, quindi non abbiamo preparato la classifica, ma San Donato mantiene la testa della classifica stessa del girone B e che dovrebbe essere arrivata a questo punto a quota 11. La prossima giornata per il Portogruaro vedrà l'impegno, come abbiamo detto in apertura di questo collegamento, a Gorizia, nello stadio intitolato Enzo Bearzot, Pro Gorizia Portogruaro, mentre gli ospiti della Liventina torneranno sul proprio terreno ad ospitare il Calvino Ale. Per ora è tutto, grazie da Fabio Trevisi per il cortese ascolto, grazie a Andrea Ruzza per l'attività di ripresa e il supporto tecnico, grazie a Luca Traverso che ci ha supportato in redazione e che è stato lo speaker ufficiale da Pier Giovanni Mecchia. Auguri a tutti voi di una buona domenica e buon calcio a tutti.